Sposami adesso è un'idea nata mesi fa da un gruppo di operatori regionali del settore wedding che hanno pensato di proporsi ai possibili clienti in una veste innovativa. Attraverso una vera e propria messa in scena, in cui due attori si sarebbero sposati, altri due attori avrebbero fatto i maestri di cerimonia, coinvolgendo gli invitati, e i 13 operatori avrebbero lavorato esattamente come avrebbero lavorato se il matrimonio fosse stato vero. Le coppie di futuri sposi presenti si sono dimostrate incuriosite ed interessate dal susseguirsi degli eventi e sono state coinvolte anche in alcuni momenti decisivi, quali l'interpretazione del ruolo dei testimoni o il lancio del bouquet. Villa Locatelli ha saputo conquistare tutti con l'atmosfera retro dei caminetti accesi, lo stile antico dei mobili appartenuti ai baroni Locatelli, la cappella addobbata a cerimonia, la musica e la voce lirica che avvolgevano l'aria, il parco circostante verde brillante e il cielo azzurro illuminato da un sole primaverile. Soddisfazione espressa da Marta Locatelli, la titolare. Sentiamola. Bilancio di questa prima edizione più che positivo. Sicuramente è un bilancio che ha entusiasmato tutti, noi operatori, 13 operatori che hanno partecipato, ma soprattutto tutte le coppie che hanno potuto toccare con mano quello che potrebbe essere il loro matrimonio del prossimo futuro. Quindi un format assolutamente innovativo e vincente che ha permesso a noi aziende di presentarci nella nostra professionalità e con le nostre competenze, ma ha potuto permettere a tutti di toccare con mano quella che è la capacità e concretizzare il giorno della loro vita, se non altro decidendo quello che potranno fare o quello che dal loro punto di vista non rientra nel loro ideale di giornata di matrimonio. Senta, perché è facile dirlo adesso, ma perché è nata questa idea? Ma l'idea nasce perché bisogna imparare un po' a fare squadra. Tutti i settori, quello del wedding ma in modo particolare, risente di un attimo di stasi, di crisi, di mancanza, diciamo, di domanda. Quindi bisogna partire con un'offerta vincente che metta a disposizione tutti i tasselli, tutte le componenti che poi creano l'offerta definitiva. È un modo vincente perché è stata un'idea vincente, un'idea che ha avuto uno di questi professionisti, possiamo anche dirlo, Roberto Pedi, che fa parte della squadra, Che tra poco sentiamo. che tra poco sentiamo, che fa parte della squadra dei 13 operatori, che presenta un nuovo modo di offrire le proprie capacità e il proprio lavoro. Senta, una volta si diceva qualità, servizio, cortesia. Vale ancora oggi questo concetto? È fondamentale. La qualità è il primo obiettivo, è il primo punto dalla quale nessuno può prescindere. E poi la cortesia fa parte, diciamo, del modo ideale di accogliere chiunque decida di utilizzare il tuo servizio, utilizzare la tua professionalità. Vogliamo dire chi ha partecipato all'evento? E fondamentale è stata l'entusiasmo e la professionalità, 13 operatori che hanno partecipato all'evento, da Nando che ha seguito il catering, Miramode per gli abiti, Cavallo come pasticceria, il confetto che ha seguito tutta la parte legata alle bomboniere e alla confetteria, Cumini per la lista nozze, Apona Dream per il videomaker, Nitta sia per la lista nozze che per gioielli, fedi e anelli nuziali, Roberto Pedi per quanto riguarda la parte legata alla fotografia, Lorena Fabris per conciatura, e il fiorista al platino e Mix and Dennis. Destinazione è un concetto ampio. Io vorrei fare un paragone su come questo format potrebbe essere applicato, cioè questo modello di promozione di un'offerta potrebbe essere applicato a tante altre realtà. Noi abbiamo promosso una destinazione che è Villa Locatelli e l'azienda vitivinicola Angoris, insieme con un gruppo di operatori che hanno realizzato un matrimonio e quindi che hanno messo assieme un pacchetto. Ma pensiamo ad un format identico per promuovere destinazioni come città d'arte, dove
richiamando eventuali turisti all'interno della città, si potrebbe in una giornata presentare tutta quella che è l'offerta e il servizio legato a quel periodo che presenta la città in quel momento. Sarebbe un modo per toccare con mano una vacanza o un modo di vivere una città magari in maniera diversa rispetto a quello che fa il turista normale. Quindi diciamo che è un format di comunicazione vero e proprio, concreto, che incuriosisce e fa vivere un'esperienza direttamente, presumendo che poi la verranno a realizzare concretamente, sia per quanto riguarda il matrimonio all'interno della nostra villa che magari per altre destinazioni bellissime che abbiamo all'interno della nostra Italia. Considerato il successo della manifestazione, gli organizzatori stanno già lavorando alla seconda edizione, che forse sarà proposta in un periodo dell'anno diverso per presentare Villa Locatelli in un'altra veste. Il successo dell'esperienza pensavamo di riproporlo già a ottobre di quest'anno, che è una data più indicata per poi promuovere e organizzare i matrimoni. Si dice che da poco si può fare tanto, lei conferma, no? Ma diciamo che l'idea è partita proprio da questo concetto, c'è stata la voglia e la possibilità di concretizzare questo progetto da un po' di tempo. Noi volevamo realizzare proprio qualcosa di diverso nell'ambito del mondo wedding, che è pieno di iniziative che si somigliano tutte, e invece noi abbiamo deciso di realizzare qualcosa che non era ancora stato fatto, almeno per come lo abbiamo pensato noi. Diciamo che il gruppo che ha partecipato a questo evento lo ha reso possibile. Poi possiamo dire la location ha fatto il suo? Diciamo che è la parte più importante, perché pensare a questa cosa senza avere un adeguato posto nel quale ambientarlo sarebbe stato molto complicato. Invece Villa Locatelli diciamo che si è prestata perfettamente ad ospitare il progetto che avevamo ideato. Nasce e soprattutto cosa di diverso rispetto agli altri? Allora, diciamo che il progetto è, insomma, lo dico senza così, nasce da un'idea che io avevo in mente da un po' di anni, ma che grazie alla famiglia Locatelli e al gruppo di operatori legati al mondo del wedding che hanno aderito a questa idea è stato possibile realizzare. L'idea era quella di proporre alle coppie che dovranno sposarsi un format che fosse diverso da quelli che sono già esistenti e che sono fatti di open day tutti abbastanza simili o piccole fiere che mostrano cose abbastanza uguali fra di loro. L'idea è stata quella di creare un vero matrimonio finto, nel senso che questi ragazzi che noi abbiamo coinvolto, 2 attori, hanno fatto una giornata hanno riprodotto una giornata esattamente identica a quella di un matrimonio vero, quindi dalla preparazione degli sposi, passando attraverso il benvenuto agli ospiti, la cerimonia e poi tutto quello che segue durante una giornata nella quale i singoli operatori hanno potuto dimostrare quello che fanno durante i matrimoni veri. L'estetista ha truccato, la parrucchiera ha preparato i capelli, il fotografo ha fotografato, il catering ha preparato tutto il resto. Tutto questo all'interno di una cornice che è davvero una location nella quale si possono celebrare i matrimoni. Quindi diciamo che l'idea era quella di creare un format diverso che coinvolgesse gli ospiti come dei veri ospiti di un matrimonio, nel quale loro potessero vedere nella giornata gli operatori all'opera davvero.